Sono più di 20 i progetti, alcuni dei quali esecutivi, presentati al capo del governo Mario Draghi e ai suoi ministri dal Parco Letterario Luigi Pirandello diretto dall'infaticabile Bernardo Barone. Il parco infatti nella qualità di ente regionale sovracomunale ha trasmesso agli uffici nazionali progetti sul Recovery Fund grazie alla collaborazione di un proprio ufficio tecnico composto da ingegneri, agronomi, botanici, paesaggisti tecnici del controllo ambientale. La città teatro permanente è l'elemento di unione tra i comuni di Agrigento, Porto Empedocle e comuni vicinori, che vuole essere rappresentata per le potenzialità immateriali, ambientali, risorse naturali ed archeologiche che possiede il nostro territorio. Sono state compilate, ha dichiarato Barone, le schede distribuite dalla Presidenza del Consiglio in modo rigoroso, indicando le caratteristiche delle varie proposte progettuali. I progetti presentati fanno parte di un unico pacchetto intitolato La città teatro nell'ambito delle 5 misure previste dalla New Generation EU per un importo previsto di 10 milioni di euro e si distinguono in diversi assi. L'asse rivoluzione verde e transizione ecologica riguardano il Ponte Morandi, inverdimento paesaggistico delle strutture del ponte, piazza Cobaitari, ristrutturazione urbanistica di una piazza significativa del quartiere arabo, Palazzo Agugliaro, ricostruzione per ospitare in modo permanente la biblioteca museo Luigi Pirandello, Parco della Dolorata, risanamento ambientale e impiantistico di un parco urbano con potenzialità ricreative, culturali e turistiche. E poi Villa Lalomie, il Vallone Caos, l'Orto Botanico, Casa Giglia. L'altro asse riguarda le infrastrutture per la mobilità ed include il treno letterario, la ferrovia urbana, i giardini di Piazza Lamalfa con parcheggio pluripiano a copertura ecologica. Un altro asse riguarda l'istruzione, formazione, ricerca e cultura con i tanti progetti che riguardano una scuola di animazione, Emporio delle Emozioni, le emozioni Appoggio Meta, Museo delle Arti Moderne, il Museo delle Tradizioni Popolari e dell'Identità ed infine la città teatro. Si tratta, ha concluso Barone, di idee progettuali che hanno l'obiettivo principale di potenziare e migliorare gli aspetti socio-economici e culturali turistici del nostro territorio.